Un'altra domenica di sole, bellissimo. Tipo 2 anni fa ero andata in gita da sola. Avevo lasciato Franz a casa perché non stava bene. C'era la festa in paese, ma io avevo deciso di andare in gita. Così. 2 anni fa mi pare che... Sì, 2 anni. Eh sì, beh, l'anno scorso no, perché l'anno scorso era tutto un caos. Quindi 2 anni fa. E proprio ero andata via, era una giornata così bellissima, calda, da gita proprio, da escursione autunnale. Quest'anno non siamo andati da nessuna parte, ma stiamo ancora facendo legna e quindi siamo un po' in ritardo. Sono ancora in pigiamata, non mi sono già preparata, sono solo in pigiamata ancora. E devo fare colazione, ma in realtà non so neanche se farla perché ormai è quasi ora di pranzo. Perché pensavo di riuscire a svegliarmi prima, invece mi sono svegliata molto tardi e la domenica è proprio relax per me. Niente, ho messo via la biancheria che avevo lì, che era un caos. Ho steso la roba da lavoro di Franz e tanto è arieggiato anche oggi, vedo. La colazione sarebbe stata da farla di fuori perché si sta benissimo al sole, però adesso c'è il rumore del generatore, quindi anche no. E questi qua mi chiedono cibo, ma io non gli do cibo perché hanno già mangiato questa mattina, anzi c'è ancora pappa lì. E sono due gatti molto furbi. Io in realtà adesso sì, mi mangio qualcosa e mi bevo qualcosa lo stesso, anche se non è ora. Però qualcosa devo fare. Cioè, devo mettere qualcosa nello stomaco. Perché ho fame. E poi penso cosa fare per pranzo. Penso o faccio risotto o pasta con le zucchine. Boh, non lo so neanche io ancora. Cosa aspetti? Beh, lì io vedo due ciotole che hanno dentro pappa. No, non è vero che hai fame. Poi vi ho dato i crocchini speciali. No, no, ve li ho già dati. Guarda Pippi com'è bravo. No, guarda Pippi com'è bravo. Ecco, ora arriva anche lui. Pippo. Mamma? Ah, anche questa domenica vi dico che i fiori non li ho tolti ancora. Perché guardate questi come sono belli. E poi ci sono i boccioli. Questi qua hanno fatto i boccioli, quelli rosa. Eccoli là. E quindi non li ho ancora tolti. Sì, beh, questi qua non sono tanto belli, ma insomma, pulire di nuovo i vetri, che i gatti me li sporcano sempre. Altezza gatto proprio. E sono giuste per loro queste tendine, perché riescono a spiare fuori bene. E non me le riempiono di peli, perché le altre, non vi dico com'è, sono ridotte, non vengono neanche più via i peli. Pipì! Ehi gattino! Ehi gattino! Ehi Pipì! Ciao Pipì! Ehi Bubuz! Ciao Bubuz! Ehi, ciao! Ogni tanto riapro il mio cassetto creativo. Il caos. Qui regna sovrano il caos. Queste le avevo tenute perché mi piacciono. Sono delle scatoline piccole, ma mi piacciono. E qua regna il caos. Qua ci sono i fiori secchi che volevo mettere nella resina e sono rimasti qua, non ho più fatto niente. Ma questi sono dettagli. Ma cosa stai facendo? No. Ah, il filo di alluminio, che bello che questo qua fuschia. Fuschia. Queste sono luci, in realtà. Vi ricordate queste luci qua? Sono quelle sottili sottili. Se fate ad esempio una creazione abbastanza grande con la resina si possono mettere all'interno. E non vanno tanto perché... Sì, adesso vanno. Boh, sono sempre quelle le pile. Poi ho delle piume. Guardate che belle. No, ma questa è normale, questa qui è più bella. Questa è bellissima. Tutti stampi nuovi che non ho mai usato e messi là così secondo me si sono anche rovinati, perché questi stampi qua sono molto sottili e delicati. Le pietruzze avevo diviso. Questo lavoro non l'ho fatto tanto tempo fa, ho diviso tutte le pietruzze che vabbè, quelle erano già divise. Cioè, per le persone che non sanno, ma io ero una creativa e guardate perline e cose che ho. Io ho di tutto, cioè per le persone appena iscritte io ero una creativa e si può vedere da questo cassetto,
Cioè, e lì ne ho ancora, c'è un contenitore pieno colmo di perline di Rokyle. E forse anche Delica, ma no, Delica ne avevo poche. Ciao Gugusi! Beh, ma domanda delle domande. Vi piacerebbe se io riniziassi a fare video creativi con le perline? Giusto per gli iscritti che ci sono qua in questo momento. Vi piacerebbe che io iniziassi a fare di nuovo queste cose o lascio perdere direttamente? So che è il mio canale, devo decidere io, però so che chiaramente siete voi che dovete guardare, quindi cioè, per me state ballando, ma è Pepe che si sta lavando. Per me io metterei tutti i video possibili, però poi quando vedo che magari ci perdo tanto tempo a farli, a editarli e non vengono visti, lascio perdere direttamente. Come calendari dell'avvento quest'anno io ho comprato solo quello della Degusta Box. Mi arriverà i primi di novembre, cioè c'era scritto, l'ho ordinato ancora un mese fa, tipo, prima che finissero le scorte. Comunque arriverà, sì, a novembre arriverà. E non ho comprato altro al momento, sono molto indecisa e non so neanche se prenderò qualcos'altro quest'anno. Quello dei gatti è diciamo una tradizione comprarlo, però senza panna non lo so perché era lei che andava matta per quelle robe. E Pippo sapete che non... sì e no, Pepe sì e no, alcuni sì, alcuni no, quindi sono molto in dubbio se comprare quello dei gatti come calendario. Intanto la voce sta iniziando ad andarsene perché il clima è quello che è, perché la mattina fa freddo, poi fa caldo e quindi la voce, ciao, arrivederci. E buon dai, Pepe. Boh, vabbè, oggi non so se andrò a fare un giro alla fiera, alla sagra, non credo, non lo so, anche perché sarei da sola, io andare da sola non è che mi piaccia tanto e poi il momento giusto per andare è quando c'è la messa, ma la messa l'hanno già iniziata e sarà anche quasi già finita. Perché c'è meno gente possibile, c'è meno gente, tu non incontri quelli proprio odiosi, no? Ecco. E quindi, e quindi non so, non credo di andare. Boh, magari pomeriggio, ma non credo perché devo mettere via legna pomeriggio. Quindi. Ehi, puzzone? Oh, che bel micio. Sì, ma tu devi sempre mordere la mamma. Pepe. Sì, sì, sì. Pepe? No, io non sto facendo niente. Bacini. Grazie. Sì, bacini, va. Bacini. Ho detto, mamma, lasciami vivere. Non mi devi toccare. E tu, gattino? Mamma, che mi sei bello. Vabbè. Ah, ecco cosa devo fare. Mi sono ricordata adesso, devo mettere in vendita quella maledetta lavatrice. Oh, ma ieri sera dopo tanto ho mangiato le patatine. Era tanto che non le mangiavo, saranno state 3 settimane. Allora io mi faccio qualcosa da bere almeno perché ho tanta sete. Sono abituata a bere dalla mattina presto e la domenica invece dormendo fino a tardi non bevo niente la mattina. E quindi ho sete, proprio sete. Si dovrei bere acqua più che latte. Vabbè. Sì, è così che funziona. Se sei abituato a bere dalla mattina presto e una giornata invece dormi fino a tardi, ti scombussoli un po' tutto il sistema. Mi faccio un po' di latte. Ok. E poi devo pensare a cosa fare da pranzo. Un'altra mattinata super. Eccolo, Bubetto! Ciao, appena pulito, bravo! Oggi dovremo mettere via legna. Qui devo spostare le borse. Passeremo per il bagno, quindi sporcherò tutta la casa. Intanto faccio fuoco. Ah, devo sbattere la tovaglia ancora. Allora prima faccio la pappa a voi, però devo fare anche la pappa a noi. Cosa facciamo? Ah. Quindi sì, sono a casa, è lunedì 25.
È già finito il mese e non è possibile che sia già finito il mese, ma non è possibile. Mi vedete stravestita, in realtà non fa così freddo, però io preferisco stare vestita, che non voglio ammalarmi, perché mi viene già l'ansia al solo pensiero di ammalarmi, dover stare a casa. No, io devo andare a lavorare. Dunque, cosa volevo raccontarvi? Sì, che oggi dobbiamo mettere via legna. Però non ho niente di pronto per pranzo, quindi devo fare anche il pranzo. Per fortuna ho lavato tutti i piatti ieri, quindi non devo fare quel lavoro lì. Quelli del pranzo li laverò stasera. E oggi passeremo il pomeriggio così. Il tempo è strano, è nuvoloso, tutto coperto, però c'è un sole velato debole al momento, che c'è un po' di sole, è bello. Sì, volevo farvelo vedere, ma sto riprendendo me. Però è tutto proprio coperto, coperto. Vabbè, vabbè. Pepe, brrr. C'è la pappa? La pappa? Comunque andate a seguirmi su TikTok, lo trovate sotto nella descrizione del video. In realtà non sto caricando chissà che, però se vi va insomma di seguirmi anche là, c'è anche quel profilo. Non sto mettendo granché, sono tutte cose che avete già visto qua, perché bene o male pubblico le stesse cose, Instagram, YouTube e TikTok, alla fine sono sempre le stesse. Oh, ieri sera mi sono messa ad usare la tazza con la foglia di Maria. Sì, ma usiamo anche quella, no? L'ho comprata, devo usarla. Comunque vi confermo che questo qua per i vetri io lo adoro per questi cavolo di mobili della cucina, e anche quelli del bagno che sono in materiale molto simile, non so che materiale sia questo, uno schifo, un materiale pessimo. Comunque questo qua, nonostante sia per vetri, va da Dio. Boh, non lascia gli aloni, si asciuga bene, lascia un buon profumo. Anche Franza ha detto che buon profumo. Sì, è perché lascia un buon profumo. Oh, devo fare da mangiare, non so cosa fare. Non so cosa fare da mangiare. Tanto devo ancora mettere i tappeti per terra perché li ho tolti. Avendo pulito ho dovuto toglierli. Erano tutti appallottolati. È Pepe che si appallottola i tappeti. Come Panna. Panna è sempre qua con noi. È in loro due. Sì, si è reincarnata in quei due là, ma sono sempre più convinta. Sì, sentiamo la mancanza, ma tante cose le rivediamo in loro. Quindi, insomma, dai. Adesso, sì, devo pensare cosa fare da mangiare, ma prima do da mangiare alle due bestiacce. Boh, boh. Dovrei anche dedicarmi ai video, ma a editare questo video, quello prima, non mi ricordo. C'ho un casino nel cervello che non avete idea. Pepe, hai fame? Vuoi la pappa? La pappa! Sì! E le ciotole sono piene! E non hanno mangiato niente! Sì! Direi molto presto, 21:37, io ceno adesso. Sì, lo so che fa freddo per una cena del genere, ma io la scaldo un po' a microonde, la roba, insalatona, senza niente, sì, solo aceto, olio, sale, pepe. Questo è uguale. I gattacci sono qua che si scaldano. Volevo farvi vedere, di là ho già chiuso di là, se mi pare sì. Me in pigiama? No, non è vero. Volevo farvi vedere la legna. Potrei farlo domani, ma lo faccio adesso. Anche se è buio, non me ne frega niente. Allora, pronti? Ta-da! Ho lasciato il tavolino e ho lasciato lo spazio per la sedia e ho messo la legna. Sì, ci voleva. E ci manca da mettere via ancora qualcosina, ma non qua, dall'altra parte. Questo è quanto. Oggi sì, fino alle 6 ho messo via legna praticamente. Fino quasi le 6 sì, poi ho dato una pulita veloce e basta. Questo è stato il mio lavoro del pomeriggio. Già stamattina anche al lavoro pulito, e poi qui ho dovuto fare questo lavoro, ma ve l'avevo detto che l'avrei fatto. E manca ancora qualcosina,
che è avanzata un po' di legna, avanzata no in realtà, ce ne servirebbe ancora un po' in realtà, però Franz non ce la fa più a tagliarla, cioè ha fatto una settimana di seguito tagliando legna, per cui per il momento facciamo basta. Comunque per oggi abbiamo dato, per questo pomeriggio, adesso io mangio. Ho preferito fare prima la doccia, i capelli sono già quasi mezzi asciutti praticamente. Ho preferito prima fare la doccia e poi mangiare, perché se io avessi fatto il contrario non avrei più avuto le forze per fare la doccia, non avrei proprio più avuto voglia e quindi ho preferito fare proprio il contrario, c'ho il telefono scarico. E niente, buon mangio, io vi saluto intanto, non so se questo vlog continuerà, non so che cosa avrò fatto fino adesso, io intanto vi saluto e ceno all'alba, al tramonto, passato da un bel pezzo, 21:40. Ciao!